Ma l'importante è che non si cerchi il capro espiatorio sempre nella persona del sindaco, perché poi alla fine spesso abbiamo visto questa cosa succedere, perché se decidiamo che le Dolomiti vanno chiuse e non ci si può più andare nessuno ed evacuiamo anche gli abitanti che ci abitano dentro, allora è un'operazione che va fatta a livelli superiori. Se decidiamo che le Dolomiti sono ancora fruibili e i villaggi ancora abitati, io credo che tutto possa succedere, perché le montagne si sa che vengono giù, purtroppo le montagne vengono giù. Usa la solita chiarezza Andrea De Bernardin, sindaco di Roccapietore, che sta operando a stretto contatto con il collega di Canazzei. Insieme in mattinata hanno emesso un'ordinanza di interdizione dell'area su entrambi i versanti del massiccio, Bellunese e Trentino. Lo stesso questore di Trento ha chiesto agli escursionisti di non avvicinarsi al luogo della tragedia. Immediata anche la replica a chi ora dice che quella zona, viste le temperature eccezionali, doveva essere già chiusa da giorni. Dico semplicemente che quelle stesse persone che stanno dicendo questa cosa pochi giorni prima invitavano via Facebook ad andare in cima alla Marmolada a guardare l'alba, quindi se ci riferiamo al gestore della capanna Punta Penia trovo sgradevole proprio le sue dichiarazioni, sgradevoli e inopportune. Solidarizza il presidente di Anci Veneto, il sindaco di Treviso Mario Conte. La prima telefonata che ho fatto ieri è stata proprio a lui, nel senso che questa è la fase dove bisogna ricercare le persone disperse, stringersi attorno al dolore delle persone che non ci sono più e non lasciarsi andare nel giudicare, nel condannare o puntare il dito contro qualcuno. Questa è una tragedia naturale. Pensate che riguardavo le foto 3 anni fa, al 7 luglio, io mi trovavo esattamente in quel ghiacciaio. Sono partito bevendo un caffè proprio da Bernardin e sono andato su fino a Punta Penia. A essere sotto shock è l'intera comunità di Roccapietore, già provata recentemente dalla forza della natura. C'è una grande tristezza anche fra la mia gente, perché Roccapietore ha già dei luoghi turistici bloccati dopo Vaia. Questa è una ennesima tragedia che colpisce anche noi in maniera forte